Il governo non ha cancellato le sanzioni per lo sforamento del patto di stabilità per il Comune di Venezia, né si è impegnato con alcuna promessa in questo senso. Lo riferisce il sindaco Luigi Brugnaro nella sua relazione al Consiglio Comunale sulle indiscrezioni di stampa comparse nei giorni scorsi, che davano il risultato per raggiunto dopo l'incontro a Palazzo Chigi tra il primo cittadino e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luca Lotti. Non ci sono state promesse del governo, non ci sono cose segrete da sapere, cioè noi abbiamo avuto sempre la massima linearità nelle cose. Questo è quello che stiamo facendo. Se mi chiedete un parere, quello che penso io, sinceramente io sono fiducioso che anche il governo abbia capito la situazione. Dopodiché però non c'è nessuna certezza di nulla. Nel rispondere alle interpellanze di alcuni consiglieri di opposizione, Brugnaro è tornato a lamentare la mancanza di poteri del sindaco in materia di sicurezza, invocando da Roma una delega speciale per intervenire su episodi di molestia da parte di ubriachi o di minorenni, come quelli accaduti negli ultimi giorni. Noi riteniamo che una persona che è ubriaca e molesta debba essere tolto dalla circolazione e messo in una cella di sicurezza per una notte, finché ha smaltito la sbornia, poi lo si rilascia dandogli una garanzia, come si dice, una cauzione di 500 euro, piuttosto che se è un minore viene portato in cella di sicurezza e lo si riconsegna ai genitori, magari con una pedata nel culo, proprio lo ripeto così, dato dal sindaco in persona. Non so se solo al bambino o anche al genitore, ma insomma può succedere.